Bisogna fare i controlli sia appunto nelle strade, nei mercati, dovunque ci sono situazioni in cui c'è assembramento, così come dentro i locali. Invece di punire tutti bisognerebbe, ecco, essere molto fiscali con chi le regole non le rispetta. Più controlli e più severità nei confronti di chi non rispetta le regole. Per l'immunologa Antonella Viola è questa la via da percorrere prima di arrivare ad imporre l'uso della mascherina all'aria aperta anche di giorno. Da un punto di vista scientifico, usare la mascherina quando si è all'aperto e non c'è assembramento non ha molto senso, perché naturalmente il contagio, perché avvenga, ha bisogno che ci sia una densità di popolazione. Tuttavia è molto utile la mascherina nelle zone in cui l'assembramento c'è, in cui la distanza non si può mantenere. Quindi questo è quello che dice la scienza. Poi la decisione è politica. Se non si riesce a far rispettare la regola che già c'è e che dice che la mascherina va utilizzata anche all'aperto ogni volta in cui non c'è possibilità di distanziamento, ma si pensa che sia più semplice far applicare una regola generale dicendo mascherina per tutti, va bene, ne prendiamo atto. Però onestamente sarebbe meglio far rispettare le regole e lasciare alle persone che vogliono farsi una passeggiata nel parco in solitaria la possibilità di farlo. Certo, stiamo vivendo una fase delicata, l'impennata dei contagi, l'arrivo dell'autunno, per questo i controlli devono essere massicci e soprattutto ci deve essere il buon senso della gente. Se ci troviamo ad una fermata dell'autobus e ci sono assembramenti, la mascherina va usata, così come in un mercato, in una piazza affollata dove il distanziamento non si riesce a mantenere, dice la professoressa Viola. Noi abbiamo avuto un primo salto durante agosto, no? In cui il numero dei contagi si è alzato, ci siamo tutti allarmati, ma poi si è mantenuto abbastanza stabile, diciamo è salito molto gradualmente. Adesso io mi auguro fortemente che siamo di nuovo in una situazione del genere, cioè che possiamo stabilizzarci verso un livello più alto di prima, però comunque stabile. Se così non fosse sarebbe estremamente preoccupante, però non possiamo dirlo in questo momento, dobbiamo ancora aspettare qualche giorno. Nelle scuole il virus entra ovviamente perché entra ovunque, è in circolazione, quindi è normale che una persona se è positiva lo porta a scuola, però non sono le scuole dove avvengono i contagi. In questo momento i contagi avvengono prevalentemente in famiglia e nei luoghi di lavoro o di divertimento. La scuola per il momento sembra essere meno colpita.